Amici della divisione, buonasera e benvenuti a Pomezia da Lorenzo Savi, pagina 22 di 30 della Serie A, quinto al Palalavinium, già in palio punti pesanti perché tra Fortitudo Pomezia e Sandro Abate ci sono solo 6 lunghezze, è 13ª contro nona. Il tornello con l'esterno verso Dimas che va alle spalle di Matteus, Suolata, Dimas col mancino, prima occasione per la Sandro Abate sulla dormita di Matteus. Poi Tiaghigno ancora da Binzaru, 1 contro 1 con Ducci. Binzaru prova a superarlo, palla fuori, grande occasione per Binzaru, costruita molto bene dalla Fortitudo. Michelangelo sposta, Michelangelo col destro in porta, ha una spanna dal palo. Matilara può sfidare Di Luccio, guarda la porta, calcia Matilara, si allunga Ducci e para. Contromovimento di Binzaru, scelto per il momento Lusnig, prova a passare su Dimas, secondo palo Binzaru sui blocchi di partenza. Ora regalo di Michelangelo, Alex trovato da Viltormello, riesce a rimediare Michelangelo che poi se la prende con Lusnig. Dudu, palla forte dentro, Lusnig per Michelangelo, pallone finisce sul destro di Miguel che porta avanti la Fortitudo. Un po' fortuito, un po' all'improvviso, ma un gol tutto sommato meritato. È avanti la squadra di Pomezia col gol di Michelangelo. 1-0. Botta, muove su Dimas, Di Luccia, memoria per Everton che pensa subito alla conclusione, palla che arriva sul secondo palo, guizzo di Molitierno. Sale la pressione di Binzaru, Everton sterza e poi a giocare con il tornello, ma Michelangelo ha rubato anche questa. Poi Binzaru col piazzato a centimetri dal gol del 2-0 la Fortitudo. Grande break di Michelangelo, poi bella anche l'idea di Binzaru. Dimas, secondo palo Viltormello cercato, Viltormello al volo con la deviazione di Dudu. La scelta di Tiaghigno che prima ha calciato colpendo Everton, ora lascia Michelangelo che muove su Matteus, destro piazzato, Ducci para, angolo Fortitudo, Dudu sempre con no look, Matteus con la suolata verso Michelangelo, ma la ripartenza è per la Sandro Abate. Everton tocca per Dimas, chiude tutto Tiaghigno sull'altruismo forse eccessivo di Dimas che avrebbe anche potuto calciare. Molitierno lungo verso Binzaru, palla che sbatte sul palo, poi il tornello lavora su Dimas. Everton prende campo, calcia forte, traversa piena di Everton. Dimas anche prima di Viltormello, inseguito da Binzaru, riesce a passare Dimas, perde un po' il passo, poi ritrova, lavora per Everton che va verso la porta con Molitierno che riesce a chiudere, contrastato da Di Luccio, prova ad alzare, poi Maltauro regala a Matilara col mancino a fin di palo, porta la Fortitudo sul +2. Cinico Matilara sul regalo di Maltauro. Alex cerca Maltauro, anticipato da Dudu, è un 3 contro 2 potenziale Michelangelo verso il secondo palo, non tocca Ducci, non arriva Lusnig, poteva gestirla forse un pochino meglio la Fortitudo, non si lascia intimorire da Alex che riesce comunque a passare, calcia ma Molitierno non la tiene in campo. Vediamo la giocata di Alex, rapido nello spostare e calciare, non la pensa così Matilara che però deve lasciare il pallone a Viltormello. Allora Alex alle spalle di Tiaghigno, se la alza Alex, prova a calciare, vorrebbero un tocco di mano. Non dovrebbe essere calcio di rigore, rivediamo la posizione di Tiaghigno, subito fuori dall'area di rigore. Sul pallone ma sono pronti sia Everton col mancino che Dimas col destro per calciare. Dudu nella terra di nessuno, Everton calcia, colpisce forse Viltormello. Everton, Viltormello ancora Everton, traccia per Dimas, chiesto 1-2, Dimas va ora verso il secondo palo, Molitierno attentissimo in allungo. I giri del motore della Sandro Abate, ci prova con Everton che va sul destro, forte, murato, poi Michelangelo gliela porta via, Alex forse ha commesso fallo, è così su Tiaghigno.
Ancora a girare con Ritormello. Dimas, cercato Everton in mezzo, riflesso di Moliterno. Alex, Ritormello, Di Luccio verso la porta, Moliterno blocca e va a calciare! Francesco Moliterno al volo, senza che il pallone tocchi terra, finisce direttamente in porta. 3-0 Fortitudo. Di Luccio in anticipo su Michelangelo, è un 4 contro 2. Dimas con la punta. Alex, Everton, ancora Moliterno. Titoli di coda, terza vittoria di fila in casa per la Fortitudo, che passa per 3-0 sulla Sandro Abate, 3 punti e porta inviolata. Davvero la partita perfetta per Stefano Esposito e i suoi.